E se ti dicessi invece che questo macaron è una cassata? Ingredienti per i macaron: ricotta, candito di arancia, zucchero, farina di mandorle, albume, zucchero a velo, cioccolato fondente a 70 e cioccolato bianco. Seguite questa ricetta perché parla anche un poco di siciliano. Albume, 75 grammi, 100 grammi di zucchero, forno a microonde, minimo di intensità fino a 72 gradi. Ogni 20 secondi fuori dal microonde un'agitata. Mi raccomando, il zucchero si deve fondere fino ai 72 gradi, ma non di più, se no l'albume cuoce. Aggiungiamo un paio di gocce di succo di limone per mantenere quell'acidità che ci permette di fare un bianco più brillante. Tutto in macchina. Nell'attesa che la meringa monti, prepariamo il TPT classico, zucchero a velo, 100 grammi e farina di mandorle. Oh, vediamo se troviamo qualche pepita. Meringa pronta. Da caldo deve arrivare a temperatura ambiente. Questo mettiamo tutto dentro, già setacciato. Facciamo quelli che i francesi chiamano il macaronage. È pronta. Sac à poche, tasca rigida. Batteteli un poco. Prepariamo adesso la ganache. Cioccolato bianco, ricotta di pecora di ottima manifattura passata a setaccio, asciuttissima. Cioccolato bianco fuso. Tocca la ricotta. Ganache pronta. Noi ci siamo già preparati i coloranti per dopo. Rosso ciliegia ovviamente, arancio, arancia, verde, pistacchio. Adesso inforniamo 140 gradi a scalare di 5 gradi ogni 5 minuti. Preparatevi i guanti con i coloranti alimentari, se no vi rimarranno le mani colorate per tutta la giornata. Oh, mica male, eh! Oh, partiamo dal giallo, eh! Tocca al rosso. Nella cassata qualche ciliegia ce la mettiamo, no? Il verde. Adesso altri 5 minuti nel forno. Andiamoli a farcire. Ganache, un bel pezzettino di arancia candita e una goccina di cioccolato fondente al 70%. Andiamo a ricoprire. Ezzeca, fate i bravi.